A Palazzo d'Aronco l'omaggio di cittadini e rappresentanti della politica e delle istituzioni all'ex sindaco di Udine Enzo Barazza, deceduto il 24 agosto durante una vacanza in Francia all'età di 71 anni. Nel giorno del suo funerale, disposto in Duomo nel pomeriggio, è stata aperta in Sala Iace la Camera Ardente per offrire a tutti gli udinesi la possibilità di salutare l'avvocato tributarista, esponente della Margherita in precedenza dei Repubblicani, sindaco tra il 1995 e il 1998, il primo a essere eletto direttamente dai cittadini. Enzo Barazza, in precedenza anche consigliere comunale e assessore alla cultura a Palazzo d'Aronco, riposerà al cimitero monumentale di San Vito. Il suo nome sarà iscritto nel famedio dei benemeriti di Udine. Numerosi messaggi di cordoglio e di stima che hanno accompagnato la notizia della sua morte. Il comune ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie. Ringrazio tutti, abbiamo sentito una vicinanza e un affetto incredibile, siamo contenti del ricordo che ha lasciato a tutti e spero che il suo esempio sia per tutti qualcosa che possiamo portare nel cuore per gli anni a seguire. A lei come figlio che cosa resterà più dei valori di suo padre? L'esempio dell'onestà, della rettitudine, anche della curiosità intellettuale. Lui amava profondamente la sua città, aveva un profondo senso civico, ma soprattutto parlava con tutti come se fossero amici e quindi molti hanno imparato da lui e lui ha imparato anche da tutti coloro con cui ha parlato e interloquito nella sua vita.